ragazzi, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, Fio, dopo un mese giusto, o forse qualcosa di più, forse un mese, 2 giorni, un giorno, 2 giorni, boh. Siamo di nuovo su Formula 1 ragazzi, e sono seduto, cioè seduto, sono messo in una posizione un po' così, però un leggero miglioramento c'è stato, quindi ci provo. Siamo a Montreal perché ho fatto Monte Carlo da solo per provare tutte le varie posizioni, incredibilmente con safety car casini non l'ho registrato, ma siamo arrivati sesti. È proprio vero che quando non commenti e non registri fai le cose migliori, è pazzesco, un po' come i pack opening. Vabbè, adesso siamo qua a Montreal, siamo quinti in griglia, quindi comunque benissimo. E niente raga, ci provo, perché ho troppo voglia di giocare. E niente, appena c'è stato un piccolo miglioramento, che è piccolino, però il cume c'è e vuole assolutamente andare su Formula 1. Quindi andiamo in gara, siamo quinti in griglia, tempo previsto nuvoloso, forse non è prevista pioggia. E niente, fai la Panterona e il cume è tornato in ritorno. Per diventare prima guida non è prevista pioggia, andiamo. Quinto posto importantissimo. Vai. Vediamo il ritorno del cume. Come? Se sarà un ritorno in grande stile o no. Ho perso un pochettino, già non sono un fenomeno, anzi, attenzione. Bottas è forte, Bottas mi spinge tra virgolette un po' sull'erba. Grande Cume, abbiamo mantenuto la quinta posizione quantomeno ed non era facile, era difficile superare i big. Ancora, mamma mia che sportellate con Bottas. Non mi lascia spazio Bottas. Valtteri Francis for Bottas. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Io ci provo Beppe, io ci provo. Dai Fioi, dai. Gara difficile, però Montreal è una delle gare favorevoli, finora solo belle prestazioni. Bisogna continuare così. No, l'obiettivo è vincere con la Panterona, finché non vinciamo il mondiale con la Panterona stiamo qua, questo è l'obiettivo. Giro record del Vettel, il Bibitaro. No? Mamma che sorpasso su Valtteri. Che sorpasso su Valtteri, signori. Devo stare concentrato, raga, e portare a casa il risultato. Voglio sto benedetto primo podio, che ancora non è arrivato. Ma arriverà, come? Arriverà. In una stagione e mezzo, quasi ancora un podio, è la prima volta che mi capita, però stiamo partendo a un livello di difficoltà molto più alto e con delle macchine non fortissime. Adesso sì, però comunque non sono mai partito con un gioco a livello così alto, adesso mi sono fermato anche più di un mese. Il ritmo c'è comunque, a parte il primo che penso sia, non capisco, se è una Red Bull la prima. Devo stare attenti qua, questo è pericoloso, ci invoglia a superare Kimi, ma non voglio neanche rischiare. Ma forse Vettel al comando, Però avevo superato prima Vettel. No, Bottas forse un po'. Non so più niente, Fioi. L'Ernia mi ha rincoglionito. Si Vettel al comando. A meno di un secondo dall'auto che ti precede. Siamo senza carburante, attenzione. Fa veramente un'ottima prima parte, siamo al terzo giro e siamo ancora vicinissimi ai super big e al podio. Arriverà prima o poi il tanto agognato podio. Ma con calma Beppe, con calma. No, qua ho un po' sbagliato, per fortuna mi ha dato il taglio, meno male. Non mi ha dato l'avvertimento. Ricordo sempre difficoltà 90-110 che per il Cume con queste macchine è veramente tanto. Più di così però penso sia impensabile. Dai, spingi sto catorcio infernale, anche se non è un catorcio. Ma attenzione! Attenzione, qua sta succedendo qualcosa. Mamma mia, quanto ho rischiato per vedere questi due stronzi.
Non ho rotto niente, ma meno male. Che casino. Tanto Kimi ce la fa, bravissimo Kimi a superare Gigi. Io non riesco a avvicinarmi per fare il sorpasso, ma d'altronde hanno macchine molto superiori. Già un miracolo essere ancora qua. Siamo vicinissimi a Gigi. Montrale in circuito favorevole. E superiamo Hamilton. Mamma che sorpasso, signori. Questo è un gran sorpasso, Dietro se le stanno dando le prime due posizioni le Ferrari. Incredibile e bellissimo. Siamo terzi in questo momento è podio, ma manca ancora una vita. Nei più giri possibili, 3 ritiri addirittura Hamilton, Massa e Hülkenberg, però Fioille dura. Purtroppo ha fatto la caglia, non so perché Perez mi sono prenotato anche la sosta, proprio un coglione Perez, perde tempo e perdiamo punti. Vai. Non spingere subito, cerca di portare. Siamo settimi. Però secondo me qualcuno deve ancora andare ai box o qualcuno farà una sosta in più, invece io ho finito le soste. E adesso vediamo. 3 ritiri speravo una safety car sarebbe stata perfetta, era il podio sicuro. Ma con 3 ritiri nessuna safety. Sfortuna. Kumendiana. Dai, come devi spingere a fondo, però nel senso più sensoso. E adesso vediamo, ciao settimi siamo, abbiamo Verstappen davanti che però ha ancora le ultra soft, adesso io non so se è partito con un altro tipo di gomme, però non penso possa finire la gara con quelle. Vedremo Beppe, vedremo. Bisogna vedere quanti ancora non hanno fatto la sosta, questo bisogna capire. Max ai box, Max ai box. 2 sono i box, però uno sta uscendo, cazzo. Grandissimo, questa è... E qua la strategia sembra azzeccata, ragazzi, sono davanti a Valtteri. Sono davanti a Valtteri con Magnus anche andare ai box. Il podio forse non ci sarà, non lo so, però... Grande, grande come stiamo guidando bene, anche se c'è l'ernia. Solo che Bottas è un gran brutto cliente. Vettel al primo posto. Bene. Sarà dura tenerlo dietro però, Il distacco dalla vettura che ti precede è 6,7 secondi. Bottas rompe i maroni, tanto vai box, credo. Vediamo quanti vanno ai box. Uno solo ai box penso sia, non è Magnussen però. Il Grosjean ai box. Quindi forse il terzo posto è ancora possibile, anche se dietro c'è purtroppo Bottas ed è molto vicino. Sarà durissima tenerlo dietro, però proviamoci. Al prossimo giro devo anche riabbassare la miscela, che palle. Speriamo che anche Bottas ci sia un calo delle prestazioni prima o poi. Portiamolo un po' di sfiga a Bottas, un po' lungo qua. Sento la pressione di Valtteri. Qui si riparte col botto con 3 ritiri, tra cui Hamilton che si è rotto dopo il motore in maniera ignobile.
Torniamo con la miscela magra purtroppo. E mo sarà tanto dura. Magnussen è appena entrato nella corsia dei box. Per guardare la minimappa, cazzo. Ho rischiato l'incidentone. 2 vetture ai box. Una per un doppiato. Siamo terzi, ma Bottas è vicinissimo. Mamma mia, sarà veramente un'impresa adesso. Strategie diverse per Icone alle soft, quindi che siamo lontani, però è veramente la prima volta che siamo così vicini a un podio. Però insomma, manca ancora un'eternità purtroppo. Bottas è veramente vicinissimo. Ok, il distacco è 42,1 secondi. Distacco abissale. Ma l'obiettivo è il podio, anche se è veramente dura. Sarebbe un bel regalo per il Cube post operazione. Molto bene, molto bene. Ci vuole il ritiro di Valtteri. Vogliamo il ritiro di Valtteri, lo pretendiamo sinceramente. Per il momento siamo a distanza, sarebbe bello se non si ritira, magari non il ritiro, però che noi riusciamo ad avere un passo migliore, ma la vedo alquanto dura. Devo chiudere tutte le porte. Torniamo a miscela standard. Attenzione, dai, un casino dietro, dai. Bravo Grosjean che infastidisce Bottas. Oddio, sandwich. Mancano pochi giri e sto tentando il miracolo. Sto tenendo Bottas di dietro, se le stanno dando di santa ragione. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Adesso c'è Bottas. Di nuovo Bottas, Magnussen, Verstappen. Mamma mia. Ho preso un po' di vantaggio. Bisogna chiuderla però. Bisogna chiudere, ragazzi, sarebbe un'impresa storica dopo più di un mese che non gioco. Mamma mia, che lungo. Meno male che ho frenato, se no rischiavo anche la penalità. Sono teso adesso, perché manca poco. Sono molto teso. Però ce la possiamo fare, se non sbagliamo possiamo fare l'impresa titanica. Senti che non posso permettermi di tagliare una curva perché sennò me la danno la penalità, sono sicuro. Sergio sta effettuando una sosta. No, Perez ai box, perdiamo i punti costruttori, che pirla. Strategia sbagliata, non è arrivata alla fine, non capisco come, ma boh. Dai che possiamo farcela. Bottas sta rirecuperando. È un po' un elastico.
Ah, lungo, brutta curva questa. Recupererà un botto, Bottas. Vuoi anche Bottas ha avuto un calo delle gomme negli ultimi giri, questo è importante. Neanche le Mercedes sono invincibili. C'era Hamilton, erano cazzi però, Ok, distanza dal compagno di scuderia, 23. Certo che abbiamo preso le bombe del primo al secondo, Sta rallentando. Cazzo, Raikkonen sta rallentando, ma è troppo tardi. Avevamo solo un minuto di... non dico un minuto, però quasi. Dai, ritirati, Raikkonen, ritirati. 57 secondi, ciao. Sì, un minuto, cazzo. Megoglioni. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. Dai, Raikkonen, fermati, parcheggia, la parcheggia, Rakimi. Chiedo solo questo, parcheggia sta fottutissima macchina. Mamma mia, manca un giro, stiamo facendo un'impresa incredibile. Final lap, signori, final lap. Sei all'ultimo giro. Ho fatto il migliore ultimo settore, cazzo. Anche le Ferrari oggi erano di un altro pianeta. Vince Vettel. Vince il Bibitaro. Fastest di Perez, mamma mia, si vede che ha messo le ultra soft. Mamma mia, ultimi chilometri per il Come può succedere l'Epicus. È veramente un rientro con il botto. Fioi, ultimo rettilineo e poi ultima chicane, curva dei campioni, rettilineo, podio. Ma stiamo zitti. Attenzione, ultima chicane da prendere tranquilli. E il Come fa l'impresa. Con l'ernia, post operazione, arriva un podio, attenzione, oddio! No, proprio adesso? Mamma mia, l'ho sfiorata, l'ho rischiata troppo. Possiamo lamentarci, hai guidato molto Grande bene. podio. Non ci credo, non posso festeggiare tanto, ragazzi, perché è un po' di fastidio leggero proprio. Però ho fatto l'impresa, volevo registrare sto video, vaffanculo, me lo sono meritato. Diamo il benvenuto sul podio ai piloti. Eccolo qua. Doppietta con la doppietta Ferrari poi. Una delle cose più belle in natura. Fantastico. Ciao, arriva bene. E la bandiera italiana c'è. Guarda che bello, questo lo dobbiamo fare insieme. Ok, vai di screenshot. Grandissimi. Raga, un saluto del comandone veneziano, alla prossima, il come ha fatto l'impresa, anche con post operazione. Ciao!